Et est-ce que per vos la skilla, per rapport al territori, est-ce qu'il compte important? Ah, beh, oh, ecco l'identità da Vaidù. Ecco l'identità, ecco, però che io mi sono tutto interessato alla cultura, alla letteratura, per io la Chiglia fa parte della cultura, da Vaidù. Ecco, io come lo tambornet di Neravo, o sai pa che vai, o la pelota, ecco, basta. Los bistros que había muchos tequillos, se va a los quillos, fue a los catrulos, no importa, voilà. Però pas come direi. En l'època los quillos erano el ras de la Gleisa o el ras de l'Oberto. Strada di pa de Gleisa, mi havia de l'Oberto de la Moneta, e havia de quillo per suolo aquí. Ero di vince los homes, Llibert faceu les cartes, sí, faceu les quilles. Quand els homes anaven llur en cop, els elefants anaven a atrapar les quilles i faceu poc a poc. Encara se faceu llurar, quan els homes tornaven. Així a Bosos es troba les quilles fer ficar. Donc, el drol, tot això de l'escola, els homes que troben les quilles. E poi s'è arribat el gudrun, les automobiles, e il terreny era un quilomètre bun. Dic, papa, e dic, per tota l'esquilla. Allez, bene. Allez. Avevo iniziato in giornale che in Iran si poteva trovare la pelota basca, si poteva trovare il burro leonese, perché passa schiglia di vet. E fu che l'USEP, che è l'Unione Sportiva della scuola dell'insegnamento primario, non sbagliato lo fioc bet, come si dice. La prima del 72 començaren a fer d'encontres, un centenar de drogues, així de Bosos, de l'Aixut, de Gabriac, d'Espaiú, Nosaltres, el terreny que hi ha a Magrin, amb el nostre col·lega Michel aquí, hi havem participat, n'hi ha 40 anys o mai aquí, que l'ho vist atacar el terreny aval, amb aquell home aquí, que nosaltres, en Monca, hi havia Capella, hi havia Marcelo Moisset, 34, els primers aures que hi ha sul terreny de Quillos, aquell home aquí, jo e Maite que són partits aquí, que els havem plantats. Quan érem pitjors, hi havia pas encara los minimes, los juniors, los cadets, cosas, ho vengut pla più tardi, nelle anni 80, quelli e su ben come è cominciato in campionato nel 1958 e cominciai a giocare a Chiglia. Tu lo pensi che è arrestata a 60 I ara en 86, les associacions de Quillos adoptaran el meu reglament
per fare la scuola dei chiglia dell'associazione. Fu che qui Montere, quando ero presidente, 400 rolle di mende di educazione. E ora che continua. Ero campione di vei su mai che mai passato per la scuola della chiglia. Un oburo suivant la force des cadus, un oburo à 6 mètres pour prendre un oburo de 6 kilos et une quille à la main gauche. Et puis il y a la bourre, pam, qu'elle frappa la quille du lutzoc de la quille plantada. Une cosa à 1 mètre, pas comme la bourre. Deux quotes à 6 mètres, la bourre et la quille. Et 3 quotes à 10 mètres, 12 quotes à 15 mètres et une quote à 20 mètres. La première de la rengada del Mietz, a 6 mètres, podes tomber toutes les autres, si aquella és pas tombada, que fa 0, bufo, que fa una bufo. Puis a 10 mètres, amb la quilla, que frappés, 2 quilles, n'importe laquelle, abattuda, pas besoin de tomber la première de l'arrière del Mietz. Et à 15 mètres, avec la quilla, une, n'importe laquelle, dispense de la première de l'arrière del Mietz. Quand tout le soc est tombé, il n'y a pas 8. Il y a 9. Podem comptar soit la première de la règle del Mietz, per 12, ou 8 avec le milieu. Al Sunduei, monsieur Rogourno per dire, il y a mai di 4.000 licenziati. De figli, all'epoca ne aveva qualcuno che giocava la chiglia, e ora ne sai pare, di centenazzi di figli che giocano la chiglia. Ed è qua, come al foot qua. Al foot, lo tipo è qui che gioca al foot, che è l'equipe di Francia, che sembra che sono il migliore di tutto il mondo. Di qua i figli che hanno una ragazza, fu abbastanza decisivi ed è qua sono migliori che gli uomini. E la figlia, la figlia, così parere, di quando di più tempo che la moglie, pa la figlia vi mestre, te vuole fare ira, te stai fottuto per terra la setta. Oh, oui. Mais c'est vrai que grâce à Jacques Rougour, la quilla de Magrine, c'est voilà, un fief, quoi. C'est les Magrines, les violets, voilà, quoi. Ça a toujours été comme ça. Mais il y a eu la quilla. In Pastrobu non so che non si enterava, la quilla è quello che ha crusto. Quando andava a Migliano, che stava al vuoto del fuoco, la catrusa, il cappello e maite, quando andava in Rignac, il punto mangiare di truccia, e quando l'altro di Gagnà, erano contenti di Gagnà, ma le nostre fief, ancora la convivialità. Devono a cattura, devono dezionare, voilà, e erano contenti che tornavano.